Per i patiti di videogames, e in particolare di GTA, verrebbe in mente una frase iconica che traduciamo in italiano depurata da slang poco ripetibili. Ecco qua, ci siamo un'altra volta. Eh sì, perché Udine continua a essere teatro di importanti eventi sportivi e nel 2025 tornerà a ospitare la nazionale italiana, ancora una volta, contro Israele. È inutile nascondere che le reazioni sono divise tra la voglia di assistere a una festa sportiva e il dispiacere per tutte le difficoltà che ne conseguiranno. Una scelta unilaterale di Ministero dell'Interno e di Federcalcio che hanno individuato il Blue Energy Stadium come sede della partita Italia-Israele, valida per la qualificazione ai prossimi mondiali del 14 ottobre 2025, stesso giorno di quando si erano sfidate un anno fa con gli azzurri vittoriosi 4-1. Lì fu un successo per la sicurezza dell'evento che ha spinto a scegliere di tornare in Friuli. L'ufficialità è arrivata nel pomeriggio di questo sabato. Dopo la Supercoppa, un altro riconoscimento per Udine e per l'Udinese. Siamo entusiasti di poter ospitare la nazionale nuovamente a un solo anno di distanza dall'ultima volta, ha detto il direttore generale dell'Udinese, Franco Collavino. Questa decisione della FIGC testimonia l'ottimo lavoro fatto a livello organizzativo lo scorso ottobre e afferma ancora una volta la modernità del nostro impianto. Di tutt'altro tono la dichiarazione di De Toni, il sindaco di Udine, che da un lato esprime anch'egli gratitudine per la fiducia nell'impianto di sicurezza del capoluogo friulano, ma non nasconde come la scelta sia stata imposta e nemmeno troppo gradita. Riteniamo che, considerate la recrudescenza della guerra ormai sempre più estesa e le difficili questioni di sicurezza che la gara con Israele implica, Udine avesse già dato il proprio contributo, ha detto il primo cittadino. Al di là delle considerazioni di opportunità in merito alla gara stessa, la posizione di Udine è dal primo giorno orientata alla necessità della pace, testimoniata dalla collaborazione con Rondine e dalla mozione firmata un mese fa da tutti i consiglieri di maggioranza in consiglio comunale, con cui chiediamo il cessate il fuoco, e se Udine ospiterà la gara della nazionale italiana lo farà solo per spirito istituzionale. Un comunicato che non è stato apprezzato proprio da tutti. È una dichiarazione penosa in cui cerca di tenere insieme le parti diverse della sua maggioranza, comprese quelle più estreme. Nel marasma politico scatenato dalla decisione si è subito poi fatta sentire l'ala più radicale della maggioranza, nelle parole del consigliere di Alleanza Verdi Sinistra Possibile, Andrea Di Lenardo. L'imposizione del Ministero dell'Interno, di Piantedosi e di Federcalcio, che hanno deciso di nuovo di portare la nazionale di Israele a Udine. Una scelta inaccettabile. Israele sta bombardando 6 paesi. Oltre al genocidio a Gaza, che dura ormai da un anno e mezzo, ha deciso di bombardare l'Iran, l'Iraq, la Libia, la Siria e lo Yemen. La città non si merita un'altra volta una città blindata, negozi chiusi, eccetera, eccetera. E per motivi evidentemente nemmeno politici, nemmeno geopolitici, ma di semplice umanità, noi non possiamo accogliere questa iniziativa.